Collaborare per crescere, o meglio, collaborare per avere un nuovo futuro fatto sempre di successi e grande soddisfazione. Con questo intento, Schio Sport e Olimpia Zanè hanno messo insieme le forze e pur mantenendo le società separate, hanno imbastito da un paio d'anni alcune sinergie che stanno portando frutti importanti. Ma andiamo con ordine. Tutto parte da Schio, società storica dell'Alto Vicentino. Lo Schio Sport è una società che da 10 anni presiedo, 10 anni quest'anno, ha alle spalle 12 finali nazionali, un titolo italiano Under 14, un titolo italiano Boy League, tanti e tanti titoli regionali, compreso quello di quest'anno Under 14, e credo tanta tradizione e tanti giocatori in giro per l'Italia. La tradizione di Schio e la freschezza di Zanè dunque, ma andiamo a capire più da vicino in cosa consiste questa collaborazione. È un rapporto di stretta collaborazione, c'è stima e rispetto reciproco, a inizio della stagione, dell'anno ci troviamo, vediamo quali sono le possibilità e effettivamente gli obiettivi alla portata dei gruppi e poi piano piano cominciamo a stendere tutta l'organizzazione. Quindi pensiamo che sia la cosa migliore da fare, anche perché purtroppo il settore maschile è in crisi, ci sono poche persone che fanno pallavolo maschile, quindi bisogna tutelare questi ragazzi e poi se si lavora bene si ottengono anche dei risultati di livello, perché adesso noi abbiamo due ragazzi che sono di interesse della nazionale per juniores. Un tecnico che ha allenato sia a Schio che a Zanè, fra l'altro fresco campione regionale, è Ermanno Filippi. Lui ha vissuto in prima persona il passaggio di società. Sì, quest'anno c'è stata questa collaborazione tra Schio e Zanè, praticamente diciamo il settore giovanile di Schio è passato lì a Zanè e siamo passati anche noi allenatori e abbiamo fatto un buon risultato secondo me, insomma. Sia ben chiaro, queste due società lavorano quasi esclusivamente in ambito giovanile ed hanno abbandonato già da qualche anno le categorie più elevate. L'obiettivo era quello di sviluppare il pallavolo nel territorio ed è ancora il nostro obiettivo. Credo che soprattutto grazie a un certo spirito di sinergia con il presidente della Schio Sport Enzo Annunziata siamo riusciti a sviluppare in maniera ancora più capillare l'attività sul territorio. Adesso abbiamo formato dei gruppi che sono sia tesserati con la Schio Sport sia tesserati con noi, che praticamente sono competitivi a livello giovanile. Ma andiamo a sentire la voce dei protagonisti, giocatori che hanno imparato molto a Schio e che oggi militano in campionati regionali o nazionali. Schio siamo cresciuti tanto, mi ha fatto fare anche un anno in A2 in panchina, abbiamo fatto tante finali provinciali, quasi tutte vinte, anzi io tutte per la verità, perché l'unico anno che l'hanno persa io non c'ero. Poi regionali, siamo arrivati molte volte alle finali sia del campionato italiano che del città delle giovanili e tutto il bagaglio tecnico che si è acquisito in questi anni. Di certo, i giovani atleti cresciuti a Schio di trofei ne hanno vinti molti. Io ho cominciato a 12 anni e già dall'Under 13, Under 14 siamo andati in finali nazionali, vinto le regionali, stessa cosa in Under 16, fino a Under 18 in cui l'anno scorso noi abbiamo centrato l'obiettivo dei nazionali, comunque che l'anno scorso campioni regionali e diciamo siamo andati tutti gli anni che siamo stati nei giovanili, siamo andati ai nazionali e abbiamo sempre vinto qualcosa. No, è stato un percorso giovanile fantastico da quel punto di vista lì. Ma cerchiamo di analizzare più approfonditamente i motivi di un movimento così esteso e vincente nella terra scledense. Come ci spiega il direttore sportivo di Zanè, tutto parte dalla vecchia Serie A. Dobbiamo partire da un fatto storico. Qui nella zona di Schio sono nati diversi campioni che poi alla fine, tramite ancora con il vecchio Jockey Schio, sono riusciti a raggiungere la Serie A. E da lì si è formato, tramite questa società, tutto un settore giovanile che ha dato dei grandi frutti, ha dato anche delle persone molto importanti, anche dei giocatori importanti a livello come Mirko Dalla Libera che gioca attualmente in A2 col Bassano e Michele Fortunato che gioca con il Cuneo. Ecco, e da lì sono usciti anche altri giocatori
che giocano attualmente in Serie B, che giocano in Serie C e in questo soprattutto con questa collaborazione siamo riusciti a individuare altri giovani che noi speriamo possano promettere per il futuro della pallavolo. Il successo dell'attività di Zanè è sicuramente supportato da un impianto fra i migliori in territorio regionale che permette di svolgere comodamente l'attività. Abbiamo un impianto che io penso può competere con impianti di qualche bella grossa città. È una cosa che nessun paese qui intorno ha. È una struttura che ci permette di lavorare con 2 campi in contemporanea, quindi possiamo allargare il lavoro. Abbiamo un'amministrazione comunale che è molto sensibile, un sindaco e un assessore dello sport che ci danno una mano nel recuperare qualche sponsor, nel aiutarci nell'organizzazione dell'intera attività. Parliamo ora di risultati. Ogni anno queste 2 società festeggiano qualche titolo importante e ad oggi Schio ha già vinto il titolo regionale di Under 14 e presto prenderà parte a Cosenza alle finali nazionali. Anche Zanè ha già festeggiato il titolo regionale di Under 18, un motivo di grande soddisfazione per il tecnico, vincitore sia con Schio in passato che con Zanè quest'anno. Se Zanè però festeggia e progetta il proprio futuro, a Schio c'è in cantiere qualche cambiamento. Diciamo che il futuro finisce quest'anno per la Schio Sport, in quanto a Schio l'associazione Pallavolo Schio prenderà le redini della società, cambia il presidente, Annunziata non sarà più a Schio, però credo che il settore giovanile sarà in buone mani e con la conferma di Remigio Grotto, tecnico di garanzia che diciamo è stato il principale artefice di questi successi, ci sarà una continuità. Chiude lo Schio Sport, insomma. In effetti, riprendendo in un incontro in casa l'Under 14 di Schio, abbiamo notato che qualcosa non stava funzionando, a cominciare dalla minuscola palestra, in cui Schio è costretto ad allenarsi e a giocare. Dopo 6-7 anni ho capito di essere scomodo all'amministrazione e quindi è più facile in 2 anni ridimensionarsi, però lasciare la struttura intatta e farsi da parte, insomma, perché non è il mio sport fare la guerra alle amministrazioni. Non è però tutto perso. Durante l'estate ci potrebbe essere qualche colpo di scena, o almeno così ci ha assicurato il presidente Annunziata al Pallasport di Vicenza. Qui siamo a Vicenza, è un bel impianto, ci sono già stato 2 anni in B1 e in A2, è un posto come Vicenza, centrale in provincia, sia per i giovanili di livello e per una categoria sarebbe un posto stimolante.